il primo pensiero va agli alunni che hanno più difficoltà e infatti le prime operazioni che noi faremo riguardano proprio il sostegno. Mi sento da questo punto di vista di rassicurarle e dire che l'ufficio sicuramente non li ha mai abbandonati, anzi sono il primo pensiero. Saranno gli insegnanti di sostegno per gli alunni e gli studenti con disabilità, ben 3.103 nella Marca, i primi a essere nominati dall'ufficio scolastico provinciale a partire da venerdì. I ritardi lamentati da molte famiglie derivano da due principali fattori: l'introduzione della novità delle graduatorie provinciali rispetto a quelle d'istituto, con tutti i contraccolpi, una piattaforma da rodare, ben 21.000 richieste arrivate, curriculum con informazioni non pertinenti, addirittura dichiarazioni mendaci, e poi non secondario la mancanza di figure professionali specializzate, troppo poche quelle che escono dalle università. In ogni caso il più è fatto, da coprire ci sono 1.147 posti per insegnanti di sostegno che arrivano a circa 2.000, comprendendo tutti i docenti. Il sistema è avviato, stanno inserendo gli aspiranti le loro preferenze online e venerdì noi inizieremo con le individua, quindi con le nomine, andremo avanti per tutto il fine settimana affinché già da lunedì gli aspiranti docenti possano presentarsi a scuola per prendere servizio. Quindi ufficio scolastico aperto anche sabato e domenica. Sì, però per il bene della nostra scuola lo facciamo. La scuola è dunque partita con un enorme sforzo di addetti ai lavori e istituzioni, dice Sardella. Un paio di istituti superiori a Treviso e a Castelfranco hanno da subito introdotto la didattica a distanza. La maggior parte è partita con tutti i ragazzi in presenza, magari qualche classe è rimasta a casa per il primo giorno per favorire anche l'accoglienza delle prime, ecco, però qualche scuola ha iniziato già con la didattica a distanza. La faranno turnando i ragazzi, a gruppi magari di ragazzi per ogni classe, però sicuramente è una minima percentuale rispetto alla presenza.